cioè l'approfondimento che c'è stato in generale sull'intelligence al CASD e nell'ambito, diciamo, delle proclamazioni dei masterizzandi ora masterizzati al Master in Intelligence dell'Università di Udine, di cui sono vice direttore, uno dei vice direttori e diciamo che ha concluso la sesta edizione e si sta avviando alla settima edizione, questo master di grande successo anche di iscrizioni. Ecco, vediamo quindi questa giornata queste giornate che si sono svolte il 24 settembre a Roma al Centro Alti Studi della Difesa vediamo soprattutto, ecco, la giornata del 25 di settembre con l'evento della Lectio Magistralis di Bruno Frattasi, del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e l'intervento non di Massimiliano Fedriga ma della assessore dottoressa Alessia Rosolén, tra l'altro dottoressa in relazioni pubbliche dell'Università di Udine, assessore all'istruzione, ricerca, università, lavoro, formazione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Federica aveva degli impegni, altri impegni istituzionali, e ha delegato la dottoressa Alessia Rosolén di rappresentarla nell'ambito di questo master. E poi alla fine della giornata di giovedì 25 settembre c'è stata la proclamazione, il conferimento dei titoli dell'edizione della sesta edizione del Master per l'anno accademico 2023-2024, con il presidente del Centro Studi della Difesa, Scuola Superiore Universitaria della Difesa, generale di Corpo d'Armata Stefano Mannino, e il nostro professor Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine, neoeletto. Qui vediamo la prima giornata, cioè il mercoledì 24 settembre, con la professoressa Elena Farinosi, che ci ha spiegato perché sono rilevanti i social media per l'intelligence, e qui ci sono alcune ragioni, e qui ecco ancora la mappatura diciamo di significati che possono avere i social media per l'intelligence. E qui siamo in un'altra invece relazione che è stata presentata, la relazione del nostro direttore, professor Gianluca Foresti. Qui vediamo delle slide, come si dice, delle diapositive di presentazione dell'argomento, la creazione del malware, e nell'ambito del master attraverso l'intelligenza artificiale è stato così dimostrato ai corsisti come si può creare un malware utilizzando l'intelligenza artificiale, usando l'intelligenza artificiale per attribuire, in quel caso l'esempio era proprio al nostro direttore del master, alcune frasi relative al comportamento dei corsisti, che è invece buono nell'ambito delle tesi. Era un malware che diciamo rappresentava delle false dichiarazioni, diciamo, del nostro direttore, e però poi veniva
a tutti i corsisti, è stato diffuso a tutti i corsisti attraverso, ecco, la creazione anche di un algoritmo, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non solo per la registrazione della voce, ma anche per la creazione di un algoritmo, che è stata fatta con l'intelligenza artificiale, ma ingannando l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, ChatGPT, ha qualche cautela nel creare dei malware, ma l'aggiramento veniva realizzato dicendo che si stava creando un algoritmo, un malware per ragioni solo ad uso personale, ecco. E questo ha dimostrato ai corsisti come si possano ormai fare senza essere esperti di informatica avanzatissimi, attraverso l'intelligenza artificiale, dei programmi, dei software veri e propri che diciamo sono seriamente ai confini della legalità e possono avere delle azioni e degli effetti negativi su società, imprese e così via, che sono, come dire, istituzioni, che sono i soggetti che con l'intelligence anche si insegna nel master a proteggere. Questo per spiegare anche il livello di approfondimento che c'è nel master, l'interdisciplinarità e la possibilità anche nel nostro master in intelligence dell'Università di Udine di attraverso l'interdisciplinarietà acquisire anche per chi è per esempio del settore urbanistico delle caratteristiche, delle competenze informatiche elevatissime e viceversa per chi ha competenze informatiche elevatissime acquisire invece competenze di tipo umanistico. Io per esempio sono il soggetto responsabile di diritto e di intelligence. Prima avete visto la professoressa Manuela Farinosi che è invece responsabile del modulo della comunicazione. Ecco qui l'intervento, lo vedete in fondo, del generale di Corpo d'Armata Mannino, che ha fatto un'introduzione, una lectio magistralis alla giornata e qui vediamo il prefetto Frattasi e l'assessore regionale della regione Friuli Venezia Giulia Rosolén. Il prefetto Frattasi, responsabile dell'autorità per la cybersicurezza del nostro paese, ha sottolineato come il nostro paese abbia le caratteristiche di uno Stato ovviamente di diritto, ma di uno Stato che anche ha fatto nascere gli studi del diritto. Qui mi viene facile come laureato e anche in parte docente alla scuola di specializzazione post laurea dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, come laureato dell'Alma Mater Studiorum, allievo del professor Giuseppe De Vergottini, professore emerito dell'Università di Bologna. Mi viene facile ricordare come gli studi di diritto e gli studi universitari tout court sono nati a Bologna come prima università del mondo occidentale, in particolare nel settore del diritto. Ecco, tuttavia il prefetto ha sottolineato come ci sia un'importanza fondamentale del diritto nell'applicazione delle nuove tecnologie, nella cybersicurezza e dell'intelligenza artificiale. E che noi giuristi per certi versi dobbiamo sottolineare l'importanza sempre nelle relazioni internazionali, nella quotidianità del diritto, anche se è una fase nella quale ci sono dei problemi di applicazione del diritto. Ecco, da questo punto di vista il sottoscritto nell'ambito del master sottolinea il tema della effettività e quindi anche per esempio nei lavori finali del master bisogna
porre l'attenzione non solo al diritto astratto, ma al diritto vivente, al diritto che anche è colpito dalla scarsa effettività in alcuni casi anche vede i giudici colpevoli, in altri casi vede gli stati. Qui prima abbiamo parlato per esempio di Israele, ma potremmo parlare anche degli Stati Uniti che per primi non applicano il proprio diritto. Pensiamo in questo ambito, e cioè per esempio quello dell'intelligenza artificiale, o delle criptovalute, per esempio, dove in pratica o diciamo, degli smartphone oppure delle piattaforme social, dove gli Stati Uniti hanno attualmente questo modello, cioè lasciano libere le società di arricchirsi, fare il messaggio di Deng in Cina, arricchitevi. I modelli cinesi e degli Stati Uniti non sono molto distanti, quindi arricchitevi, ma in questo arricchitevi che cosa accade negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti non si applica la normativa antitrust, si lasciano liberi le imprese di accumulare e di diventare monopolisti o oligopolisti nel settore degli smartphone, nel settore delle piattaforme, dei servizi informatici e così via e così via. E il risultato è che poi si creano dei giganti mondiali senza l'applicazione delle regole antitrust degli Stati Uniti, degli stessi Stati Uniti. Ma questo perché? Perché gli Stati Uniti hanno capito che le regole, e su questo versante c'è una differenza con l'Unione Europea, le regole costituiscono un ostacolo attualmente a far diventare delle proprie imprese monopolisti o oligopolisti in un settore delle nuove tecnologie, e quindi ecco che non vengono applicate queste regole per far sì che si creino i campioni mondiali in questi settori e quindi gli Stati Uniti rimangano sempre ai vertici, diciamo, come superpotenza anche attraverso il ruolo delle proprie imprese. Quindi ecco, è difficile, ecco, come europei, lo dobbiamo fare, ma richiamare il ruolo del diritto quando gli Stati Uniti non applicano il proprio stesso diritto. Ormai lo possiamo dire apertamente, visto che a volte gli Stati Uniti, almeno in alcune fasi della comunicazione di Trump, paiono non trattarci più da alleati, come accadeva nei tempi della guerra fredda, ma un pochino diciamo come in una maniera assertiva, come soggetti che dobbiamo accettare tutto quello che decidono gli Stati Uniti. Su questo gli Stati Uniti dovrebbero per primi applicare il diritto antitrust americano sulle grandi imprese dell'informatica, e poi anche noi europei dovremmo applicare il sistema di tassazione che facciamo per le nostre imprese, applicarlo alle imprese dell'informatica, campioni della borsa americana e leader mondiali, oligopolisti mondiali di servizi e hardware, diciamo, di software e hardware e di piattaforme di comunicazione. Ecco, la dottoressa e assessore Alessia Rosolena ha sottolineato come la Regione Friuli-Venezia Giulia sia all'avanguardia e abbia piacere di collaborare con l'autorità della cybersicurezza e con il nostro master in intelligence. Per cosa? Per esempio proteggere i dati della regione Friuli-Venezia Giulia, per lanciare società miste di servizi che possano utilizzare i soggetti campioni della regione. Sono ovviamente le università presenti in regione, ma anche alcune imprese. Teniamo presente, abbiamo, non so, Fincantieri per esempio, ma anche alcune start-up importanti per costituire un sistema territoriale avanzato. Andiamo avanti.
andiamo avanti ed ecco qui che vediamo l'arrivo dei masterizzanti. Qui ci ho tenuto a far vedere che ci sono anche delle donne molto preparate e impegnate che partecipano al nostro master, e qui sono delle corsiste che si stanno recando alla, ecco vedete sono effettivamente ancora in minoranza per certi versi nel master in intelligence, però ecco ci sono qui, vediamo dalla freccia indicato per esempio un tenente colonnello dell'esercito con un vestito bordeaux per esempio. Ecco, quindi vediamo i masterizzandi prima della sessione di proclamazione nella piazza all'interno del centro alti studi della difesa. Ecco qui vediamo il magnifico rettore, il generale dell'Università di Udine, il generale di corpo d'armata Mannino. Sono tutti e due rettori in realtà, il professor Montanari, rettore dell'Università di Udine, e il generale di corpo d'armata Mannino, rettore di questa Università della Difesa che ormai è il CASD. E qui abbiamo il nostro direttore, il professor Gianluca Foresti, che voglio ringraziare perché veramente ha delle capacità organizzative di ricerca e veramente a 360 gradi che hanno fatto decollare, lui il principale responsabile, l'inventore del master per certi versi in intelligence dell'Università di Udine, il professor ex rettore De Toni, e però devo dire però il professor Gianluca Foresti è quello che l'ha fatto diventare quello che è l'attuale Master in Intelligence and Emerging Technology dell'Università di Udine. Ecco, qui vedete i due rettori prima della premiazione, qui vediamo i due rettori che premiano un masterizzando, qui un altro masterizzando, dovrebbe essere un giornalista della RAI, tra l'altro, quello che vediamo, ecco qui, e qui invece volevo invece farvi vedere come in questo ambito, ecco, ci sono dei corsisti che hanno preso molto sul serio la così, attività un pochino di spauracchio, diciamo, che svolgo all'interno del master, nel senso che spingo sempre a fare lavori finali di grande estensione, con tante note, molto approfonditi. Diciamo, noi lasciamo liberi i corsisti sulla base anche della loro attività lavorativa, ma qui ci sono dei corsisti che mi hanno preso in simpatia e mi hanno chiesto la foto. Normalmente, ripeto, sono un pochino lo sparacchio, perché io chiedo almeno di raggiungere le 100 pagine, di avere delle bibliografie significative per i lavori finali, e quindi un impegno pesante. Ecco che ritorniamo alla visione così diciamo